Un allestimento coraggioso quello che il prossimo 21 febbraio porterà in scena a partire dalle 17 sulla piattaforma Backstage sul canale YouTube del Teatro Stabile del Veneto La vedova allegra di Franz Lear, perché in tempi di pandemia 120 tra artisti, tecnici e maestranze hanno lavorato alla messa in scena di questa commedia amorosa in musica da sempre amata dal grande pubblico. Il regista Paolo Gianni Cei alle prese con una storia che potrebbe essere benissimo raccontata ai nostri tempi, protagonisti elite finanziarie e bancarie sull'orlo della bancarotta, caccia dei denari di una ricca vedova maestra nelle arti dell'amore. Diciamo che finché perdurerà questa situazione, questo è l'unico modo che possiamo mettere in campo per assicurare a noi una continuità di lavoro, alle nostre macchine, ai nostri teatri, la possibilità di tenere viva la relazione col pubblico, e agli artisti e alle maestranze la possibilità di continuare ad avere un'occupazione che non sia solamente assistita, ma che sia proprio esercitata nel pieno delle possibilità. Nel cast 16 interpreti: il baritono Omar Montanari veste i panni del barone Mirko Zeta, il soprano Ruth Iniesta di Valenciennes, il tenore Alessandro Safina del Conte Danilo, il soprano Anastasia Bartoli di Anna Glavari e il tenore Matteo Roma di Camille de Rossillon. A dirigere il coro lirico del Veneto e l'orchestra regionale della Filarmonia Veneta il maestro Alvise Casellati, in scena anche i danzatori della compagnia Padova Danza Project. Devo dire che per me è strano essere qui in questo momento di pace. Fino a ieri qui era la guerra, adesso io voglio, perché era veramente un campo di battaglia, e in questo momento è un'oasi di pace, e devo dire che già è un'oasi essere qua, perché ci ricordiamo che invece in tutta Italia i teatri tacciono. Le amministrazioni comunali di Padova e Treviso hanno sostenuto il Teatro Stabile in questo progetto per continuare a produrre cultura per tutti nonostante la pandemia. Questo momento particolare, il fatto che due amministrazioni, Treviso e Padova, si associno per delle produzioni nella cornice del Teatro Stabile del Veneto, è una bella notizia per i tecnici, per gli operatori dello spettacolo e ovviamente per il nostro pubblico, che ha un'opportunità che diversamente non avrebbe avuto. In questo periodo vincere la sfida, anche per quanto riguarda i numeri, della messa online delle nostre produzioni, credo che sia un'ulteriore riprova della visione, vi faccio i complimenti, ma anche dell'assoluta qualità, quindi anche digitale, che siamo tutti assieme riusciti a mettere in piedi.